Allora, ritornando alle cose di competenza dell'assessore Vito, dopo il fumo della risposta precedente non possiamo non arrivare ai polli arrosto. Allora, a me dispiace tornare ogni volta in questa vicenda, ma sta arrivando ad essere molto simile a un thriller tragicomico. Siccome nell'interrogazione chiediamo conto delle tempistiche e dei compiti svolti in questo caso da ARPA, faccio brevemente e in sintesi un resoconto di quelle che sono appunto le tempistiche di questo caso, perché è bene fare mente locale. Novembre 2011 nasce il caso da un pollo analizzato dai comitati a Campagna di Maniago, pollo con risultati oltre 2 volte i limiti di legge di diossina, conseguente esposto ai NAS, segnalazione alla Commissione Petizioni della Commissione Europea. Arriviamo a ottobre 2014, 2 polli prelevati ufficialmente dall'azienda sanitaria a Campagna di Maniago. Si passa a maggio 2015, dopo 8 mesi di questi 2 polli non si era più saputo niente. In seguito a una richiesta vengono ritrovate queste analisi, risultato campioni non idonei, insufficienti e contaminati. A luglio 2015 vengono presi 2 nuovi polli, di cui uno a Maniago, non a Campagna, e uno a Montereale, e 2 campioni di mangime, uno a Campagna e uno a San Quirino, prelevati dall'azienda sanitaria. Risultato tutti conformi, nonostante appunto ovviamente i luoghi non fossero quelli corretti per i campionamenti. Risultati vengono discussi in Commissione Ambiente a Maniago, da più parti si sollevano le perplessità sulle zone di campionamento e sull'età dei polli, che sono quasi pulcini. Costituzione di un tavolo tecnico istituzionale. A dicembre 2015, dopo appunto le questioni sollevate, vengono prelevati ulteriori 2 polli dall'azienda sanitaria a Campagna di Maniago. Risultato, entrambi polli molto oltre i limiti di legge, si arriva fino a 4 volte i limiti di legge. Risultati di nuovo presentati e discussi in Commissione Ambiente a Maniago, interrogazione al Parlamento Europeo in attesa di risposta, predisposizione del piano di campionamento ulteriore 2016 che prevede 2 campioni di uova, analisi dei terreni, analisi di aria e ricadute, studio epidemiologico da dati dell'azienda sanitaria, questo a inizio anno. Arriviamo adesso, luglio 2016, dopo 6 mesi viene fatta richiesta ad azienda sanitaria e ARPA di a che punto siano questi nuovi studi sul campo. La risposta di azienda sanitaria è che 2 campioni di uova che devono essere fatti non sono stati fino ad ora reperiti perché testualmente tutti gli interpellati hanno dichiarato di non allevare più questi animali e li hanno quindi macellati. È probabile che le comunicazioni della stampa abbiano indotto molti proprietari a macellare i polli, quindi secondo l'azienda sanitaria a Maniago non si trovano più polli per campionare uova. Secondo ARPA invece in questi 6 mesi ARPA sta fornendo supporto tecnico all'azienda sanitaria mediante la predisposizione di un protocollo per l'effettuazione di campioni e analisi nei terreni. Quindi in 6 mesi non siamo ancora arrivati alla predisposizione del protocollo. La invito a concludere anche perché l'assessore aveva comunque l'interrogazione in forma scritta. Certo, ma volevo presentarla a tutti quanti. Certo. Quindi la domanda è se, visto che in questi 6 mesi ARPA non è ancora arrivata alla predisposizione neanche di un protocollo di campionamento e dalle risposte non è chiaro se il campionamento dei terreni verrà fatto tra l'altro da ARPA o dall'azienda sanitaria come sembra, siamo qua a chiedere se ARPA stia svolgendo in modo puntuale e celere tutti i compiti istituzionali ad essa assegnata. Grazie, risponde l'assessore Vito. Ma consigliera, in premessa si deve osservare
che l'argomento è precipuamente riferito ad una contaminazione di alimenti e pertanto, afferendo alla tematica della tutela della salute, ricade in prima battuta nelle competenze del sistema sanitario regionale che lo sta presidiando attraverso l'azienda sanitaria 5 territorialmente competente. L'azienda sanitaria 5 di Pordenone ha avviato con il supporto di ARPA un adeguato programma di indagine finalizzato al monitoraggio del territorio per garantire la sicurezza alimentare. In tale contesto, come già riferito in aula, il ruolo di ARPA è stato correttamente individuato di concerto con azienda sanitaria, regione ed enti locali. A. Nella definizione di simulazioni modellistiche numeriche delle ricadute sui terreni delle diossine dalle sorgenti puntuali industriali censite. B. Nella conseguente predisposizione di un protocollo per l'effettuazione di campionamenti ed analisi dei terreni per la valutazione delle disposizioni effettive. Si tratta dunque di due distinti e complessi contributi tecnico-scientifici, per quanto evidentemente interconnessi, che ARPA ha assunto quali propri impegni istituzionali, esercitando il proprio compito di monitoraggio e il controllo ambientale esattamente con quel contributo propositivo e preventivo che è correttamente richiamato dalla consigliera interrogante. In particolare, per quanto riguarda l'attività dell'Agenzia, al termine di un approfondimento che ha richiesto tempi che non possono certo ritenersi eccessivi, in quanto coerenti con la complessità del tema trattato, ARPA ha dapprima effettuato i necessari studi modellistici e successivamente elaborato il protocollo di indagine. In data 25 agosto 2016 ARPA ha inviato il protocollo di monitoraggio definito sulla base delle simulazioni modellistiche ai comuni interessati, Maniago e Fanna, nonché all'azienda sanitaria 5 e al servizio veterinario regionale. Nello specifico, il protocollo intende verificare l'ipotesi dell'impatto degli impianti industriali presenti nella zona e veicolato dall'atmosfera. Il protocollo si poggia su una consistente attività di simulazioni numeriche che sono state condotte nella prima parte del 2016. Il monitoraggio che ne conseguirà porrà la sua attenzione in particolare sui prati stabili, questo al fine di evitare gli effetti di contaminazione legati ad attività antropiche locali condotte direttamente sui terreni. Il protocollo ha altresì definito la modalità di effettuazione dei campionamenti. Attualmente ARPA ha preso contatto con i comuni interessati per avviare operativamente il campionamento dei terreni. Consigliera Fartolin, prego. Bene, mi fa piacere che finalmente si sia arrivati alla predisposizione di un protocollo che a quanto pare poi da dichiarazioni anche dell'assessore comunale di Maniago all'ambiente alla fine prevederà la concentrazione dei campionamenti in 3 zone, tra cui l'area limitrofe a 2 siti produttivi, fonderia e colosso della metalmeccanica ZML e la zona che circonda il cementificio. Questo ovviamente difficilmente risponde alle preoccupazioni immediate della popolazione che ricordo perché nessuno ancora ha sollevato la cosa e lo ricordo anche a costo di passare per allarmista, ma alcuni dei casi di polli contaminati trovati sono allevati ed erano allevati vicino a delle scuole e degli asili, quindi sarebbe bello che ARPA magari conducesse anche un'indagine sulla situazione delle zone pubbliche verdi dove la gente va a stazionare e a appunto vivere quotidianamente. L'assurdo è sentirsi rispondere da azienda sanitaria che si fa difficoltà a trovare 2 campioni di uova e invece dopo neanche un mese venire a conoscenza del fatto che azienda sanitaria ha trovato 24 uova da analizzare in 3 punti diversi, forse anche grazie alla sollevazione delle perplessità per mezzo stampa. Ricordo che le tempistiche non saranno anche proporzionate, diciamo, ai compiti richiesti, però la stessa ARPA valuta nel suo catasto delle emissioni una produzione annua sul territorio solo del comune di Maniago di 445 mg di diossina che ogni anno si vanno ad accumulare, quindi io credo che le tempistiche, anche se come già detto a risposta di altre interrogazioni, non siamo in una situazione di allarme ambientale, per carità di Dio non parliamo di allarmi, ma forse cercare di avere delle tempistiche più adeguate a rispondere a quelle che sono le
domande e i dubbi di una popolazione che non sa cosa deve fare, ad esempio ancora ad oggi, con le galline che ha in cortile o con le verdure che coltiva nell'orto, credo che sia assolutamente doveroso. Concludo dicendo che queste interrogazioni o questa questione sollevata dalla mia interrogazione non ha assolutamente lo scopo di puntare il dito sui tecnici che fanno i campionamenti o sui tecnici che lavorano e predispongono i vari protocolli, ma ritengo che la responsabilità appunto sia assolutamente politica, di non voler riconoscere la situazione di emergenza che sta sollevando un territorio. Grazie.